Mister Bernardo Mereu, premio USSI che va davvero a dare ulteriore forza al prestigio e all'importanza della Cagliari Academy. L'altro giorno a Oristano un incontro con tanti rappresentanti, insomma, com'è il progetto? A che punto siamo? Ma è un progetto bellissimo che coinvolge 51 società, circa 6.000 bambini, è un progetto voluto dal presidente Tommaso Giulini che voleva creare e dare pari opportunità ai ragazzi della Sardegna, creando un progetto che potesse essere chiaramente integrato e parallelo a quello dell'attività di base del Cagliari Calcio. Direi che ha riscontrato un grande successo, c'è un grande entusiasmo. Copriamo tutto il territorio della Sardegna e cerchiamo di farlo creando appunto tutta una serie di lavori sinergici con loro in maniera tale da poter avere sempre una crescita sotto tutti gli aspetti. Sappiamo benissimo che uno su 1000 bravi potrà arrivare a maturare il sogno della Serie A, ma siamo oltremodo sicuri che perseguendo questo intento sicuramente gli altri 999 saranno dei bravissimi cittadini. Ecco, sono tanti gli esempi anche di giocatori sardi del Cagliari, insomma, l'ultimo in ordine di tempo Simone Pinna che si sta ritagliando il suo spazio, può essere davvero l'ultimo esempio in ordine di tempo per tanti ragazzi dell'Academy? Ma assolutamente, circa il 70% dei giocatori che compongono la nostra attività agonistica nel settore giovanile sono sardi e questo è proprio un forte segnale di appartenenza al territorio che il Cagliari Calcio sta dando. Quindi è probabile che oggi Simone Pinna, domani tanti altri ragazzi possano vivere e godere di questo sogno che è sicuramente, viste le premesse, quanto comunque la società si auspica. Sicuramente un progetto ambizioso che la vede in prima linea, però dica la verità, quanto le manca la panchina ogni giorno? Ma ho deciso di fare questo, lo faccio sempre con tanto entusiasmo, ci lavoro con tanta energia e tanta volontà, per cui non ho tempo per pensare a quanto mi manca.